Benvenuti, benvenuti a tutti. Questa è la sesta puntata dell'Impresa al Centro ed è una puntatona anche perché parliamo di legalità. Legalità che non potrebbe essere più d'attualità in questi giorni, in questi giorni terribili in cui c'è stata l'inchiesta che ha mosso, che ha aperto un velo, diciamo, sul vetro in nero, sull'economia sommersa delle vetrerie di Murano, ma ce ne sono anche molte altre inchieste che sono state fatte in questi anni a Venezia che hanno mostrato un volto brutto, un volto che però non copre del tutto il volto vero, il volto legale, il volto della legalità, ed è proprio questa trasmissione che ha l'obiettivo di mostrarlo. E puntatona perché abbiamo il presidente della Confindustria di Venezia, che è Vincenzo Marinese, non ha bisogno di presentazioni ma noi lo presentiamo lo stesso perché è importante dire che lui è presidente della Confindustria di Venezia di Rovigo, lo è diventato con il 96% dei consensi, il che significa che l'associazione è compatta, si è unita attorno a Vincenzo Marinese perché in questo momento di difficoltà davvero importanti, serie per l'economia, è importante essere uniti e ha visto in lui l'uomo che può effettivamente in qualche modo trainare Venezia, agganciare il momento più facile, il momento insomma pare che la crisi sia finita, agganciare questo momento di benessere nuovo e aiutare insomma le imprese a cavarsela. E poi vabbè, abbiamo un altro personaggione, Stefano Ancillotto. Chi è Stefano Ancillotto? Oltre che essere il procuratore aggiunto di Venezia, colui che ha in questo momento, in questi giorni aperto questo squarcio sul vetro di Murano, ma insomma è l'uomo anche del Mose, assieme naturalmente con i suoi colleghi Paolo Tonini e poi anche Stefano Buccini, e poi lui fa parte di quella categoria lui non è molto contento che lo si dica, insomma, dei giudici ragazzini, quelli che si sono fatti le ossa in Sicilia, e dopo ci racconterà magari anche qualcosa su questo, vediamo se la regia tra l'altro lo inquadra mentre ne sto parlando. E insomma poi quando è arrivato a Venezia ha cominciato già subito a fare delle indagini sul Tronchetto, cioè, insomma ha rivelato molte cose di Venezia. E poi abbiamo Paolo Cavalletto che dal 2014 è stato incaricato dalla Confindustria di occuparsi di legalità, e infine abbiamo Carlo Boffi. Chi è Carlo Boffi? Il nostro ex prefetto di Venezia, ma insomma noi lo vediamo ancora come il nostro prefetto, è venuto tra l'altro in un momento difficilissimo dal punto di vista dell'immigrazione qui a Venezia, e ne è uscito a testa alta, è riuscito a fronteggiare davvero la situazione senza creare grossi traumi, anzi direi che è riuscito a contenere davvero moltissimo il malessere che c'era. Bene, direi che potremmo cominciare innanzitutto con Vincenzo Marinese. Insomma le imprese stanno a guardare anche con un po' di apprensione quanto è accaduto con questa inchiesta sulle vetrerie di Murano. La Confindustria ha una grossa responsabilità, deve avere anche un grande coraggio, no? Per essere il punto di riferimento, tenere la barra dritta in un momento simile. Allora, innanzitutto fammi dire due cose. La prima, buonasera, tu sei troppo buona con me, io sono stato eletto al 96%, perciò il 4% non mi ha votato, e questa è la cosa più importante. No, ed è una responsabilità indubbiamente importante. Per quanto riguarda invece la trasmissione la seconda volta, la seconda cosa che volevo dire è che questa è una trasmissione che già prevedeva oggi un dialogo per affrontare il problema della legalità, anche in riferimento alle iniziative che stiamo portando avanti come Confindustria, sull'anticontraffazione, sul rafforzamento delle made in, e perciò sì, parliamo del vetro e di quello che sta succedendo, ma è del tutto casuale, perciò non è una trasmissione voluta, no, certo, perché è corretto dirlo, ci troviamo in un contesto in cui dobbiamo parlare di una situazione che molti vedono in modo negativo e io invece vedo in modo positivo, perché quando si scoperchia un sistema le indagini andranno avanti, e pertanto chiedo che non si parli dell'indagine perché è una cosa segretata, certo, e poi tra le altre cose riguarda tante persone, e perciò è giusto che in maniera serena le persone coinvolte possano lavorare con tutta tranquillità. Ma quando si scoperchiano dei sistemi di malaffare, inevitabilmente c'è chi dice che si vuole rovinare un brand e si vuole rovinare un marchio, c'è chi dice come me che quando invece viene scoperta una situazione che non va bene è la dimostrazione che ci troviamo in un paese civile, ci troviamo in un paese in cui la legalità vale, e ci troviamo in un paese in cui
chi non rispetta la legalità viene punito, e perciò è un grande complimento che non faccio alla Procura della Repubblica di Venezia, ma al nostro Paese, che è fatto di regole, è fatto di cittadini, e le regole sono fatte per essere rispettate, e chi non le rispetta, prima o poi, la storia insegna, viene beccato. Ecco, più che la storia insegna, Ancillotto insegna, nel senso che insomma il fatto che ci siano queste inchieste significa sì che c'è del marcio, ma significa anche che qualcuno ha il coraggio di tirarlo fuori, no? Quando non si parla di marcio magari non è detto che non ci sia, giusto? Quindi insomma onore al merito, no? Ma guardi, sicuramente va detto questo, le grandi inchieste, soprattutto quelle di corruzione, hanno toccato essenzialmente il nord Italia, il centro nord Italia, ma infatti parliamo delle inchieste di Venezia, della Procura di Venezia, della Procura di Milano, di Firenze, ma ciò non si è arrivati fino a Roma, sappiamo, con Mafia Capitale. Grandi inchieste di Tangentopoli in Sud Italia non ve ne sono state. Questo non significa che al sud non vi sia corruzione, anzi tutt'altro. La verità è che però qui probabilmente la società civile ha avuto gli anticorpi per reagire a delle situazioni di illegalità. Ha avuto gli anticorpi, li ha avuti la società civile, li ha avuti sicuramente Confindustria, li hanno avute chiaramente tutte quelle persone che hanno consentito di scoperchiare dei sistemi di illegalità che altrimenti non sarebbero stati scoperti. Lei ha citato questa ultima nostra inchiesta, io non voglio parlare delle inchieste in corso, assolutamente non posso parlarne, ma in passato vi sono state moltissime inchieste sul nostro territorio che hanno dimostrato che comunque la nostra società è capace di reagire a delle illegalità diffuse, a delle ingiustizie. Certo, sì, anche perché Venezia, appunto dicevo prima, l'inchiesta, quella sì che è conclusa, no? Quella sull'isola del Tronchetto, sugli intromettitori, però insomma abbiamo dimostrato che si può anche intervenire, no? Su Venezia, che si può anche riuscire ad aiutare gli imprenditori onesti. Immagino che le sia capitato che molti imprenditori l'abbiano ringraziata, no? Sì, guardi, è capitato molte volte, infatti io sono qua e ringrazio dell'invito e ringrazio Confindustria, i miei rapporti con Confindustria Venezia sono ottimi e siamo stati ringraziati, diciamo che il termine non è esatto, comunque abbiamo avuto la riconoscenza, la stima che ci è stata manifestata da moltissimi imprenditori e questo dimostra indirettamente come essenzialmente il sistema sia sano ed è un peccato infatti che per colpa di pochi a volte si possa fare di tutta l'erba un fascio e criticare l'imprenditore, criticare Confindustria e addossare le colpe di alcuni singoli a tutti, a molti. E quello che c'è da dire, a mio avviso, è questo. Oggigiorno noi che cosa ci attendiamo, che cosa mi attendo io anche come magistrato? Quel passo in più in avanti che chiedo a Confindustria è quello di costituirsi parte civile nei grandi processi in cui la legalità è violata. Non è una novità, al sud lo abbiamo già sperimentato, Confindustria si è costituita, io ho lavorato, lei lo ha ricordato, quasi una decina d'anni in Sicilia e mi sono occupato di molte inchieste contro Cosa Nostra e a un certo punto c'è stata una svolta storica dopo un omicidio eclatante di un imprenditore e a quel punto Confindustria decide di reagire e il modo di reagire è quello di costituirsi sempre parte civile nei processi per estorsione, nei processi dove c'erano degli imprenditori danneggiati, nei processi in cui, anche se non vi erano altri imprenditori danneggiati, ma secondo me ve ne sono sempre quando qualcuno non rispetta le regole, quando vi erano delle situazioni in cui le regole dell'economia erano alterate, Confindustria si costituiva parte civile per dimostrare la vicinanza a coloro che indagavano, per dimostrare che erano i primi a volere il rispetto delle regole. Certo. Carlo Boffi, uomo di Stato, cosa pensa di quello che sta accadendo in Italia e soprattutto a Venezia? Cosa pensa dell'applicazione delle regole? Allora, in molte parti d'Italia, soprattutto nel Veneto, che ci siano delle persone che non vogliono rispettare le regole è qualcosa di fisiologico.
in questo territorio non c'è una patologia, ovvero sia il tessuto sociale è assolutamente rispettoso delle regole, perché quando si parla di legalità, di cultura della legalità, significa poi semplicemente cultura del rispetto delle regole. Tutti noi veniamo fatti crescere con un tipo di educazione che ci insegna l'importanza del rispetto delle regole. Allora il tessuto sociale è assolutamente sano nel Veneto e ecco, a lei ha Venezia. modo di dirlo, mi scusi se la interrompo, anche perché ha seguito anche la vicenda dell''ndrangheta, delle infiltrazioni mafiose Sì. che sono state individuate nel San Donatese, no, come prefetto. Sì, assolutamente. Allora, laddove c'è denaro, laddove c'è un'attività fiorente, c'è sempre qualcuno che tenta di fare il furbo e c'è qualcuno che tenta di infiltrarsi per sfruttare le maglie per poter approfittarsene. Quello che è importante in questo territorio c'è è la reazione composta, matura da parte di tutti, cioè laddove c'è la criminalità, in fin di conti piccolo o grande, è un tumore di una società sana. Se la società è sana, questo tumore viene subito espulso, ci sono gli anticorpi, quindi quello che è fondamentale in una società, qualunque società, è che ci sia la consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole, che rende la vita tutto molto più semplice e molto più facile. Io provengo da una famiglia toscana, nel mio paesino in Toscana, sono stato abituato che si lasciano le chiavi nella moto in estate, il casco sopra, perché nessuno ruba niente. Tutto questo fa sì che sia molto più semplice. A Roma invece io ero costretto non solo a chiudere tutto, ma anche a portarmi via gli oggetti. No, tra l'altro ecco. è stato comandante della polizia stradale, Sì, quindi aveva sì, anche sì, modo sì. di capire meglio questi meccanismi. Sì, quindi ecco, quando c'è tante operazioni in questo periodo veneziano, io ho visto che sono partite proprio da segnalazioni di cittadini, sia anche quella che è stata la prima principale operazione contro il terrorismo di matrice islamica, è partita proprio da una segnalazione di un cittadino. Lo stesso, ecco, una importante operazione di arresto di rapinatori è partito dalla segnalazione di 2 ragazzi che hanno inseguito i rapinatori e poi hanno fornito tutte le indicazioni ai carabinieri. Quindi C'è voglia di legalità. C'è voglia di legalità e naturalmente bisogna essere realisti. Una criminalità, cioè il mancato rispetto della legalità, è qualcosa di purtroppo di fisiologico. Ci sarà sempre una piccola percentuale di persone che sono portate a delinquere o comunque vogliono Comunque è una delinquere. piccola percentuale, insomma, ci Assolutamente. rincuora detto da un prefetto che insomma da pochi mesi, anzi no, da poche settimane, da pochi giorni non lo è più. Allora Paolo Cavalletto, allora cosa fa Confindustria? Lei è dal 2014 che si occupa di legalità per la Confindustria, cosa fa Confindustria con azioni concrete? Parlavamo appunto del fatto che parte dalla base questa voglia di legalità, in fondo lei appunto agisce su imprese che le chiedono, no? di agire per la legalità. Diciamo che Confindustria parte da molto prima del 2014. Beh certo, no, lei. Anche con me nel costruire seminari, nel costruire convegni, dove da parecchio tempo si è parlato proprio di legalità. Legalità perché è necessaria e non è necessario solo parlarne, è necessario insistere e riparlarne, ma anche poi agire, vuol dire controllare, verificare. Perché è vero che va tutto bene, è vero che noi viviamo in un territorio dove sicuramente la maggior parte degli imprenditori, dei commercianti, di tutte le attività produttive, la maggior parte sicuramente sono persone per bene. Ma noi sappiamo che una mela marcia su una cassetta di mele le fa marcire, nel senso che dà poco valore a quella cassetta. Certo. Noi dobbiamo estirpare queste mele che si introducono, che si nascondono sotto. Per cui molte imprese che utilizzano personale che viene dall'estero, che viene in distacco, che viene in molte forme, che poi scopriamo che lavorano a nero, che lavorano a 3 euro all'ora. Chi controlla questo? È vero, ci sono le regole, ci sono le leggi. C'è una legge della Comunità Europea che impone di segnalare
e l'ispettorato locale ha il diritto e dovere di sentire il paese di origine. Sì, ecco, perché quello che va chiarito è che l'illegalità ha un costo per chi è onesto, no? Beh, diciamo che il divario, no? Ogni qualvolta si fanno delle norme per agevolare e per migliorare le società, il divario tra chi fa e chi paga è sempre maggiore rispetto a quello che poi più niente fa. Il problema è che non ci sono numeri sufficienti per controllare queste cose. Certo. Cioè noi abbiamo personale che lavorano, ci caricano le spese sociali perché se hanno bisogno utilizzano i nostri, chiamiamoli ambulatori, ma i contributi dove li pagano? Certo. C'è una legge che dice di pagarli, ma chi controlla se non c'è personale che non ce la fa più a controllare? Ecco, dunque le proposte di Confindustria prima a livello locale, poi magari con Vincenzo Marinesi parliamo a livello nazionale, cosa fare? Ma io faccio una proposta provocatoria. Ci sono tanti corsi di formazione che forse potrebbero essere dirottati in corsi di formazione diversi e i soldi recuperati possono essere utilizzati ad aggregare giovani disoccupati, diplomati, laureati, affiancando ispettorati di lavoro, affiancando ispettori della polizia, che vadano non con la prepotenza nelle aziende, con rigore se è fuori regola, ma avvicinarsi alle aziende che sono sane e che vogliono migliorarsi, educandole a diventare ancora migliori. Allora diventa un successo, perché la gente sana, dicevamo prima, è molta di più e non vede l'ora di poter essere garantita da una protezione, che tutti siamo uguali, che tutti paghiamo i nostri contributi e che il mio costo del personale, che deve essere rispettoso di avere di che vivere in maniera dignitosa, sia uguale a qualsiasi altro. Altrimenti noi non possiamo proporci su offerte di amministrazione pubblica quando abbiamo offerte di italiani e non italiani che fanno sconti che molto spesso arrivano anche al 55% su lavori in provincia di Venezia. Ma allora o licenziamo tutti i tecnici che ci fanno questi preventivi o dobbiamo vigilare non il primo giorno o l'ultimo giorno del contratto di questa azienda, ma dobbiamo vigilare questa azienda quanti dipendenti ha, se realmente cambia le lampadine se ha un contratto elettrico, se realmente cambia le guarnizioni se ha un contratto meccanico o se poi per necessità, e qui succedono i famosi tangenti e quant'altro, ci si mette d'accordo, perché io a fine giorno ho 10 dipendenti, la giornata me la devo prendere. Quindi facciamo lavorare i ragazzini, insomma, facciamo lavorare i giovani. Ma i giovani devono lavorare. Noi abbiamo una piccola azienda e i giovani cerchiamo, come arrivano le nostre vicinanze, di accapararci subito e cerchiamo di insegnargli a lavorare. Anche perché hanno energia. È immotivato il fatto che un giovane che ha finito le scuole da 2 mesi vada in un'azienda a lavorare, dopo 2 mesi torna a fare corsi di formazione. Ma che venga l'ispettorato a vedere se io rispetto le regole dell'apprendista. Assumiamo questi ispettori che affianchino gli ispettori esperti e diventano domani persone che si avvicinano alle aziende. L'ispettorato deve essere, come lo intendo io, l'ispettorato di rigore quando sei fuori regola, non amico, ma suggeritore di guarda che la prossima volta che vengo che quel pezzo lì non va bene. Cioè, costruire insieme il futuro migliore. Vincenzo Marinesi. Sì. Allora, perché noi oggi parliamo di legalità? Perché abbiamo voluto fare la trasmissione Impresa al Centro e per quale ragione siamo così forti e determinati nel difendere la legalità? Perché di fatto quando il dottor Ancillotto e Carlo Boffi dicono 2 cose, una, Confindustria deve schierarsi come parte civile in un processo, dice una cosa forte, ma dice una cosa che ha un fondamento di verità che ora vi spiego. E quando Carlo Boffi ci dice, guardate che dove c'è economia c'è una grande possibilità di infiltrazione. Allora noi oggi vogliamo rappresentare un territorio per i nostri giovani in grado di attrarre da una parte investimenti e dall'altra parte di crescere, con una grande vocazione internazionale. Con una grande vocazione internazionale, perché questo oggi l'economia ci dice, che su 27 miliardi di euro di fatturato che facciamo nell'area metropolitana, la maggior parte delle aziende che internazionalizzano crescono, quelle che le vivono di mercato interno fanno molto più fatica. E all'estero la legalità è un tema di rating, è un tema di valutazione. E quando un territorio non è pronto a parlare e a dialogare con gli altri in termini di credibilità, perché la legalità significa credibilità, si compromette il futuro di voi giovani.
Ecco perché noi parliamo di legalità. Non vogliamo fare coloro i quali salgono sul piedistallo e fanno i puritani, vogliamo fare i padri di bambini che devono crescere in un territorio consapevoli del fatto che il futuro ce lo costruiamo noi. E quando il dottor Ancilotto dice che Confindustria deve essere parte civile, dice una cosa vera, perché lo fa per tutelare quelle imprese che di fatto in un sistema di rappresentanza hanno visto i loro diritti ledersi. Ecco perché Confindustria deve essere parte attiva. Ecco perché oggi parliamo di legalità. Ecco perché non ci possiamo stare quando qualcuno dice, come leggo sui giornali, lo sapevano tutti. Non si può liquidare con lo sapevano tutti, perché il sapere ma non dire significa essere complice. E non possiamo liquidarlo in maniera così semplice, perché stiamo facendo male al nostro territorio, stiamo facendo male al futuro dei nostri figli, che oggi, anziché andare all'estero, devono educarsi qui, devono lavorare qui e devono costruire le proprie famiglie qui. Faccio un po' la parte del diavolo, cioè non è facile muoversi nella legalità quando si hanno delle crisi di liquidità notevoli, quando le tasse sono troppo alte, perché questo è quello che poi è emerso in questi giorni, no, di polemica. Quando ci si sente poco tutelati, poco difesi, perché appunto chi delinque alla fine finisce per pesare sulle tasche di chi non delinque, non è facile, no? Quindi la Confindustria ha una grande responsabilità, è chiamata ad una grande impresa, eroica, no? Guarda, io sono prima ancora di essere presidente di Confindustria e di avere questo onore, sono l'incarnazione del piccolo e medio imprenditore, perché io ho una piccola impresa, non ho una grande impresa, un'azienda con un certo numero di dipendenti, affronta i problemi quotidiani, affronta il problema degli incassi, affronta il problema del credito, affronta il problema della pressione fiscale, ma non è che me l'ha ordinato il medico di continuare a fare l'imprenditore. Io in un mercato libero posso decidere se restare o andare via. Se decido di restare, sto alle regole, perché se no domani mattina per un'emergenza noi possiamo dire che siamo autorizzati a passare con il rosso, e se investiamo qualcuno che percorre quella strada e che ha diritto, attraversa con la bicicletta e marciapiede la strada e lo uccidiamo, troviamo una giustificazione: avevo fretta, avevo un'emergenza. Non dobbiamo trovare le scorciatoie, ci sono tanti strumenti per poter fare le cose e poterle fare bene, in termini di aggregazione, in termini di sviluppo. Noi imprenditori, lo dico prima di tutti a me stesso, dobbiamo imparare a essere un po' meno egoisti e un po' più aperti al mercato, perché il tema in un mercato molto più ampio è che le nostre piccole e medie imprese, io ho un centinaio di dipendenti, in un sistema italiano potrei essere una media impresa, in un sistema europeo sono una microimpresa. Sono una microimpresa e la sfida dal punto di vista imprenditoriale la vincerò o la perderò se avrò la capacità di fare alleanze, aggregarmi e crescere, certo, rispettando le regole. E qual è lo stato d'animo che stanno vivendo gli imprenditori veneziani in questo momento? Si alzano la mattina alle 6:30, si fanno la barba, cosa che io non ho fatto stamattina, si fanno la doccia, si mettono in giacca e cravatta, qualcuno si mette l'elmetto, qualcun altro si mette gli occhiali e affrontano il mercato. E lo sai perché lo dico? Perché fatturano 27 miliardi di euro. Quindi insomma non è soltanto crisi, non è soltanto crisi di liquidità, c'è anche gente che ce la fa, gente che scommette, gente che investe. Noi cresciamo, abbiamo un problema di occupazione, poi non voglio monopolizzare, cioè non parlo certo. più. Poi abbiamo un problema di occupazione, abbiamo un problema di ricerca. Noi stiamo crescendo 4 volte l'Italia. E non è che perché stiamo crescendo 4 volte l'Italia dobbiamo essere contenti, vogliamo crescere 10 volte l'Italia. Certo. Anzi, vogliamo crescere 10 volte l'Italia e che l'Italia cresca quanto cresciamo noi. Sarebbe bello se il Sud crescesse, perché così crescerebbe anche di più il Paese, no? Perché il Sud è anche un altro grande problema. Stefano Ancilotto, so che dopo devi andare via, quindi approfitto dell'ultima domanda. Allora, è questione di, cioè non è soltanto una questione di guardie e di ladri, no? C'è anche questione proprio di una questione morale, cioè per esempio anche la pubblica amministrazione dovrebbe fare di più il suo mestiere, cioè le aziende hanno bisogno anche di servizi che a volte non vengono forniti, quindi c'è una questione morale, culturale che riguarda un po' tutti gli strati della società, non soltanto le imprese. Questo sicuramente, a me piace fare sempre questo esempio.
Io quando sono entrato in magistratura erano gli anni 92-93 e scoppiava a Venezia la prima Tangentopoli, ricorderanno tutti gli arresti eclatanti, ricorderanno il processo a politici illustri. E se bastasse la risposta giudiziaria per risolvere un problema di legalità, di lotta alla corruzione, in quegli anni vennero arrestati diversi imprenditori, molti politici, funzionari di ogni diciamo, colore politico, di destra, di sinistra, c'era la Democrazia Cristiana. Tra mille difficoltà, cioè l'inchiesta, se non ricordo male, anzi se ne è parlato molto, è stata fatta tra mille difficoltà, perché sì, in qualche modo qualcuno ha cercato di mettere... No, io stavo parlando dell'inchiesta dell'epoca. Certo. Se bastasse questo, non sarebbe stata necessaria una seconda Tangentopoli, come si è avuta poi con le vicende del Mose. In realtà probabilmente, e la spiegazione qual è di fondo, è che la risposta giudiziaria arriva sempre tardi, o comunque tardi, necessariamente arriva, ma arriva dopo che un reato e reati gravi sono stati commessi. Il problema è prevenirli, e per prevenirli quindi non basta una risposta giudiziaria, occorre una cultura della legalità. Una cultura della legalità che si forma essenzialmente nella scuola. La scuola ha un compito fondamentale, si forma poi nel tessuto sociale, si forma con le varie associazioni, a partire da Confindustria di cui siamo ospiti, che deve invitare al rispetto delle norme, dare una cultura della legalità. Solo così potremmo evitare una terza Tangentopoli, potremmo evitare delle derive pericolose. Va detto, per scendere nel concreto, che l'esperienza ci insegna di tutti i giorni che solo chi rispetta le regole ha poi la forza morale di pretenderne il rispetto dagli altri, non la forza legale, quella di dire vado dall'avvocato, vado da un bravissimo avvocato, lo pago. Perché non lo fa? Perché se tu non, perché non lo fa un imprenditore che non rispetta le regole? Perché sa che può a sua volta o essere denunciato, oppure sa che a sua volta rischia qualcosa, o allora vivere nell'illegalità, vivere senza rispettare le regole, non solo si alterano la libera concorrenza, ma soprattutto chi accetta di non rispettarle poi non avrà più la forza morale di pretenderne il rispetto dagli altri, quindi non avrà più la forza di andare anche non semplicemente dal giudice o dal magistrato, dalle autorità, ma anche all'interno di Confindustria. Avrà difficoltà con gli altri soci a dire io pretendo il rispetto, pretendo una certa linea di condotta, quando sa che può essere accusato pubblicamente a sua volta di non averla rispettata in passato. Ecco perché ci vuole, come poneva lei la domanda, ci vuole una cultura della legalità che non deriva solo e banalmente dalla risposta giudiziaria, arriva prima, arriva essenzialmente nel momento della scuola, nel momento della formazione dei nostri giovani. Bisogna insegnare ai giovani che rispettare le regole conviene essenzialmente a loro, conviene insegnare ai giovani imprenditori che rispettare le regole, se le rispettano, potranno pretendere il rispetto anche dal grande imprenditore, anche da chi è economicamente molto più forte di lui. E così, formando passo dopo passo, questi sono piccoli esempi, una cultura della legalità, a mio avviso si migliora tutti e si possono evitare determinate derive. Certo, io mi aggancio sempre alla cronaca, mi riferisco a Sergio Brammini, l'avete sentito tutti in questi giorni, è stato dipinto come la vittima dello Stato, forse avrà anche un incarico nel governo chiamato da Salvini, perché? Perché è fallito, perché avanzava 4 milioni di euro dallo Stato. Allora chiedo, perché naturalmente Carlo Boffi non c'entra in tutto ciò, però chiedo che rapporto c'è fra Stato e imprese, cioè fino a che punto lo Stato può essere utile alle imprese e fino a che punto può distruggere un'impresa? No, effettivamente lo Stato può distruggere un'impresa, ma può distruggere anche un cittadino. Il problema della cultura della legalità, cioè del rispetto delle regole, è che le regole, le leggi devono essere chiare, semplici e deve essere consentito a tutti di poterle rispettare. Molto spesso la colpa
di tanti comportamenti non congrui è data anche da una legislazione sovrabbondante, non chiara, complessa. Cioè io sono laureato in giurisprudenza, sono un esperto amministrativista, ma a volte esamino delle leggi che sono sinceramente di difficilissima interpretazione e ci sono state alcune leggi, sentenze anche che veramente hanno messo attorno a un tavolo di diversi super esperti per tentare di capire il significato. Quindi, come dire, chi fa le leggi deve mettersi veramente nelle condizioni del cittadino e rendere la vita più semplice. Io da rappresentante dello Stato mi sono sempre vergognato di quando lo Stato veniva visto come oppressore del contribuente. Io ho sempre detto che il mio vero datore di lavoro era Sua Maestà il contribuente, perché il mio stipendio e ora la mia pensione viene pagata dal contribuente, quindi bisogna che tutti, a tutti i livelli, facciano questo salto di qualità, cioè pensare che noi dobbiamo rendere la pubblica amministrazione, deve rendere la vita più semplice al cittadino, così come la magistratura deve far sì che la popolazione senta che la magistratura, così come la pubblica amministrazione, è al suo fianco. Ma ci sono dei meccanismi su cui si potrebbe far leva, adesso che lei più o meno insomma, ha vissuto a vari livelli la pubblica amministrazione, quindi si è fatto anche un'idea di dove sono i problemi? Sì, secondo me che bisognerebbe fare, oltre le prove scritte e le prove orali, nei concorsi anche la prova di buonsenso, perché tante volte nella mia vita professionale mi sono trovato veramente a sbattere contro una mancanza di buonsenso totale. Ora forse i telespettatori più giovani non se lo ricorderanno, ma un tempo c'era il principio che lo Stato doveva perseguire in materia fiscale qualunque tipo di trasgressione, cioè anche una trasgressione di mettiamo €1, lo Stato secondo questo principio doveva perseguirlo per stabilire un principio, cioè magari costava €1.000, €2.000 tentare di recuperare €1, una follia. Per fortuna tutto questo è superato, ora si parla di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa. Ecco, però ci sono voluti tanti anni, troppi anni, affinché questa mentalità cominciasse a prendere Allora, per Carlo Boffi ci vuole buonsenso. Stefano Ancillotto, le leggi, proprio tra l'altro il Premier, il Presidente del Consiglio che dovrebbe essere nominato Conte ha detto ci sono troppe leggi che vanno eliminate. Da procuratore, secondo lei le leggi vanno semplificate, ci sono delle leggi che vanno tolte, ce ne sono troppe, ce ne sono poche? Ma sicuramente sono troppe, molto spesso si accavallano, ma soprattutto alla fine finiscono per creare un percorso ad ostacoli al cittadino e all'imprenditore. Quando un imprenditore per ottenere una licenza, un'autorizzazione, invece di trovarsi di fronte un solo funzionario pubblico, uno sportello unico, si trova di fronte 2, 3, 4, 5 porte a cui deve bussare perché è necessario prima ottenere un'autorizzazione, poi un'altra ancora, inevitabilmente si aumenta il rischio che una di queste porte non si apra perché a volte chi è preposto a quell'ufficio è un lavativo, può capitare, a volte perché è un funzionario in malafede che tradisce lo Stato e pretende qualcosa di illecito e quindi la statistica cosa ci dice? Che più semplice è la procedura, più difficile saranno avanzare delle richieste illecite, più complessa è la procedura, più sono il numero di porte a cui deve bussare un imprenditore, più sono gli uffici che deve solcare per ottenere una licenza, un'autorizzazione, più facile è che in questo contesto venga chiesto qualcosa di illecito e poi si crei quel patto scellerato tra un privato potenziale
corruttore e un pubblico ufficiale potenziale corrotto, in forza del quale si sa che per ottenere una certa cosa bisogna avere un certo tipo di atteggiamento. Quindi sicuramente più semplici sono le leggi, più chiare, meno complessi sono i meccanismi e assai più facile è che pretendere il rispetto della legalità. Grazie Stefano Ancillotto, lo diciamo spesso, speriamo che questo governo ci provi a eliminarle perché non è facile, come quando uno diceva andiamo contro i poteri forti, no? Credo che forse un potere forte potrebbe proprio essere questa normativa che abbiamo in Italia fortissima, tutti dicono semplifichiamo, semplifichiamo, poi non ce la facciamo, no? E quindi, ma speriamo... non ce la facciamo perché molto spesso quando il legislatore si trova di fronte a un problema sociale pensa di risolverlo introducendo tutto un percorso ad ostacoli con divieti, autorizzazioni, licenze e quant'altro, e così pensa di spesso e volentieri di risolvere il problema, la situazione emergenziale, creando un percorso ad ostacoli in una certa materia, in una certa situazione. In realtà il meccanismo dovrebbe essere molto più semplice, poche leggi e ben chiare. Certo, e questo mi dà il là per chiedere a Paolo Cavalletto i bandi di gara, per esempio, sugli appalti, no? Così come sono strutturati, secondo lei funzionano, perché sono stati fatti, grazie intanto a Stefano Ancillotto che ci lascia. Buonasera, dottore. I bandi di gara sono un esempio di quello che diceva il procuratore in questo momento, no? Sono troppo farraginosi, troppo complicati. Ma sembra che siano fatti ad hoc per gli esperti e che poi devono chiedere i lavori esecutivi, nel senso che gli esperti dello sconto del 50% sanno dove manca la virgola probabilmente nel percorso del compimento dell'appalto, e poi prima di partire, una volta acquisito l'appalto, vanno a dire ma qui la virgola è sul posto sbagliato, questo mi costa 100 lire, questo mi costa un 3%. Alla fine l'appalto che nasce con 10 offerte, di cui 8 fatte da persone che lo fanno in maniera diligente, 2 che sono navigate nel sistema, fanno il 40-50%, che poi alla fine sanno che comunque sia, hanno un ritorno che è legale, perché c'è un errore e poi si coinvolge tutto un sistema, perché quando inizi un lavoro che è importante per la società e tu lo interrompi perché chi ha fatto o volutamente o involutamente ha commesso un errore grammaticale, questi li devono riconoscere il più, mentre la ditta che lavora correttamente non si immagina neanche di dare là il giorno dopo che ha acquisito l'appalto con 3 avvocati e dire ma qui è sbagliato. Questo è uno dei punti chiave. Sentendo l'illustre intervento del magistrato e del dottor Boffi, e qui diventa ancora più importante l'associazione, l'aggregazione e fare massa critica per portare avanti istituzioni e problemi delle categorie. Io faccio un flash che mi viene facile, perché il dottore ha nominato il 1900... Lanciamo un appello che le imprese facciano quadrato su questo. Ecco, 1992, no? Effin. Io sono stato uno degli artefici, ma gli artefici sono state le 300 imprese della provincia di Venezia che hanno bloccato Venezia per 4 ore e che hanno dato il valore aggiunto che il governo ci ha fatto una legge ad hoc per sospendere il pagamento dell'IVA dei contributi fino al compimento del debito vantato, perché eravamo in molti. Quel signore poverino che era isolato da solo e avanzava 4 milioni o 5 milioni che avanzava, l'hanno lasciato morire, perché il governo ha altri problemi, guarda la legge, guarda le forme. Però lui adesso ha detto che ha un'esperienza notevole sul suo fronte, quindi potrà essere utile, ha detto. Quando sarà incaricato, ha detto no, il ministro no, perché non ho l'esperienza, però ha detto quando sarò incaricato potrò dire qualcosa sulla normativa fallimentare. Diciamo che noi siamo riusciti a fare in quella occasione la prima legge giusta di sospensione dei crediti vantati. Oggi bisogna chiedersi qual è il limite dell'onestà. Dove arriviamo? Certo. Allora la massa critica ci aiuta a pensarci, e saremo 30 contro 2
saremo 300 certo. contro 2 che fanno il malaffare. Bisogna che suonare la carica, no? Allora, cosa fare? Mancano 20 minuti, parliamo delle proposte. Cosa può fare la Confindustria? Perché vogliamo fare massa critica, però bisogna anche caricarli questi imprenditori, no? Cioè, se no appunto succede come è successo per questo. No, per lui, Vincenzo Marinesi. Fai rispondere lui. Fai rispondere io risponderei subito che ci vuole la cultura di imprenditori, ci vuole la cultura della politica. Noi abbiamo dei politici eletti nella nostra provincia, nella nostra regione, bisogna chiamarli una volta a programma per discutere di problemi importanti, sociali e dell'impresa, e bisogna pretendere che ci siano delle possibilità di portare a risultato quando le cose coinvolgono più persone, più aziende e interessano il popolo, gli abitanti del territorio. Non si può lasciare fare ai politici che ci sono o non ci sono, ce ne sono di bravi che si interessano, altri che fanno la parte solo politica da Roma a Venezia, eccetera. Bisogna dire, tu sei stato eletto per proporre il territorio, tu devi guardare i problemi del territorio e li avanzi. Vuoi la legge sulle immigrazioni di qua, delle persone che lavora in scambio in Italia, vuoi il lavoro nero? Dobbiamo capire come spaccare questo cordone umbilicale che mantiene in vita il malaffare. Bisogna tagliarlo tutti insieme, perché da soli non ce la facciamo. L'impresa da sola, e 2 imprese, e 3 imprese che vanno anche a riferire, che vanno a raccontare, non vengono ascoltate perché probabilmente pesa molto di più quello che fa i numeri grossi e che mangia i cosi. Io faccio sempre un esempio, mi permetta, prima ho portato quello del treno, adesso dico che noi pedaliamo la bicicletta dalla mattina alla sera, però non facciamo strada. Lei ha una piccola... Ma non la facciamo la strada perché qualcuno ci ha tolto la catena e noi pedaliamo, altrimenti cadiamo per terra. Lei è una grande impresa. No, noi abbiamo una piccola impresa. Ma guarda, ci avrei giurato. Ma lei ha ragione, perché i problemi della piccola impresa emergono molto di più quando c'è crisi. Certo. Quando l'oceano, che è pieno di squali, si riduce una pozza. Certo. E nella pozza, io che sono una sardina, il squalo me lo dovevo passare. Nei giorni scorsi è venuto ospite di Televenezia nel TG un imprenditore che aveva toccato il fondo, era diventato addirittura un clochard e è riuscito a rimettersi in piedi, famoso, ne hanno parlato tutti, ma ha detto che sono state le piccole imprese ad aiutarlo, perché con le grandi imprese non c'era feeling, non riusciva perché c'è una burocrazia notevole, quindi non è riuscito ad arrivare a loro. Quindi la piccola impresa davvero potrebbe essere di nuovo il mezzo per venirne fuori. Vincenzo Marinese, lui è molto entusiasta. E dà la carica. Serve dare la carica o gli imprenditori sono già belli carichi? Lui è una persona straordinaria. È una persona straordinaria che in un momento particolare, colto da una catastrofe naturale, ha avuto la forza con il figlio di ricostruire l'azienda e di ripartire. Perciò questo è l'imprenditore, questo è il piccolo e medio imprenditore del Veneto, che non corre dietro ai contributi, ma corre verso la passione. Si sveglia la mattina, guardandosi allo specchio, guarda sua moglie e riveste nei suoi figli il futuro. Ora ha una nipote, e quasi 2. Vedi, lo faccio commuovere, ha una nipote e perciò è già proiettato nella sua azienda per le prossime 3 generazioni. E gli dà lo stimolo di andare avanti, nonostante il fatto sia... Sì. Però cosa ci vuole? Sì. Allora, ci vogliono essenzialmente 3 elementi. Il primo elemento è la grande passione. Ognuno di noi, e non sono soltanto gli imprenditori, sono i cittadini, gli imprenditori, i commercianti, i magistrati, i prefetti, le forze dell'ordine, chiunque ha una responsabilità deve portare avanti questa responsabilità con passione. La passione fa parte del nostro vivere. Poi c'è chi ha la capacità di esternarla di più o chi l'esterna di meno, ma ognuno di noi, anche tu che sei accanto a me, vivi di passione per questo lavoro. Perciò la passione è indubbia. Il famoso cuore. La seconda componente è la capacità di trasmetterlo, perché la passione può essere anche non esplicitata nel modo in cui fa Paolo, ma bisogna avere la capacità di trasmetterla, perché se trasmettiamo passione, trasmettiamo amore, e se trasmettiamo amore, trasmettiamo qualcosa di bene.
e tra il bene e il male è sempre meglio comunicare il bene e mai il male. Certo. Poi ci vuole una terza componente e poi ho finito. Sì. Oggi mi sento un filosofo. Sì, no, beh, ma ne abbiamo ancora di tempo. Poi ci vuole una terza componente, che è la non timidezza. Oggi qual è il problema dei nostri ragazzi e anche del nostro modo di vivere e di essere? Quando vediamo un comportamento che non va bene, per timidezza non facciamo valere le nostre idee, non abbiamo la capacità o la voglia per timidezza di esprimerle. E invece noi dobbiamo combatterla questa timidezza, perché una delle cose che insegniamo a noi stessi e ai nostri collaboratori e così anche riportiamo alle nostre famiglie è che se qualcuno di noi, chiunque di noi, sia convinto che un principio va detto e va difeso, bisogna farlo in modo sereno, in modo determinato, senza essere timidi, perché la timidezza può essere scambiata molte volte per debolezza. Io volevo continuare a cavalcare quest'onda emotiva perché volevo parlare anche degli imprenditori, per esempio in questo momento a Murano, che sono sicuramente molto depressi perché loro hanno rispettato le regole, eppure si ritrovano in qualche modo con un'immagine piuttosto annebbiata. Tra l'altro dicono che in questi giorni ci sono pochi taxi che vanno nell'isola, quindi c'è una situazione davvero di demoralizzazione totale. Quindi la Confindustria, voi avete molte imprese, no, legate alla Confindustria di quell'isola. La Confindustria cosa può dire a loro? Confindustria dice agli imprenditori e ai produttori che oggi sono impegnati nelle loro aziende che su Murano si è abbattuta una scure già qualche anno fa, quando qualcuno del governo italiano diede loro un contributo e qualcun altro della comunità europea in maniera indiscriminata decise di toglierlo e chiese ai muranesi e ai produttori di vetro di restituire i contributi che lo Stato gli aveva concesso. C'è chi ha pagato, c'è chi ha chiuso anche l'azienda e nonostante questo oggi ne parliamo e magari qualcuno se n'è dimenticato. Se n'è dimenticato perché c'è un tessuto produttivo sano e hanno pagato i debiti che non erano loro, le sanzioni che non erano loro, con un furto che gli è stato propinato dalla comunità europea e nonostante questo sono cresciuti e sono andati avanti. Se hanno superato il pagamento del debito, supereranno questo momento, perché Murano non è un bene che riguarda qualcuno o i muranesi, è una cultura di impresa che riguarda tutti noi, che riguarda i maestri vetrai, che riguarda le eccellenze, che riguarda la tradizionalità, che riguarda l'effervescenza energetica mentale, che riguarda l'ingegno. E noi siamo per quegli imprenditori che grazie all'ingegno hanno tappezzato il mondo di vetro. No, infatti anche il sindaco di Venezia Brugnaro ha detto, beh insomma dai, piantiamolo di piangerci addosso, il vetro di Murano è una cosa che non tramonterà mai, una cosa preziosissima che è a Venezia e che tu Carlo hai comprato qualche vetro? Assolutamente, ma il vetro di Murano ha una tale fama, una tale importanza che non avrà molte difficoltà a riprendersi da questo colpo di immagine, soprattutto perché non si discute della qualità. Ecco, io ho visto nel mondo delle aste che vengono battuti dei pezzi antichi di Murano a cifre elevatissime. Questa è a dimostrazione che si continua ad amare questo prodotto. Certo, capisco l'amarezza dei maestri vetrai, delle industrie sane che veramente devono riprendersi da questo duro colpo, ma ecco, come l'industria del vino ha saputo riprendersi da quello scandalo di tanti anni fa del metanolo che era ben più grave e che proprio dalle ceneri di quel disastro si è partiti con un'industria enologica del commercio del vino e della produzione di altissima qualità, lo stesso sono convinto che ci sarà per Murano. Cioè, ahimè erano soprattutto i vignaioli di Treviso, i peggiori in assoluto, quelli che hanno fatto davvero disastro. Sì, questo, però da quel momento quella è stata proprio la molla che ha fatto scattare nel mondo del vino il concetto, l'importanza di puntare tutto sulla qualità e da qui l'industria del vino italiana è diventata, ha ormai superato i francesi.
Quindi sono convinto che anche da questo colpo, che poi non riguarda la qualità del prodotto, ma riguarda, come dire, una mentalità, un potersi approfittare, e si saprà riprendere, anzi forse, ecco, vediamo il lato positivo, che ci sarà una pubblicità, perché molti magari non sanno, pochi all'estero non sanno che cos'è Murano, quindi questo magari sarà importante veicolare un messaggio giusto dell'importanza e della qualità del vetro di Murano. Ecco, parliamo di una cosa positiva che è accaduta nell'ultimo anno a Venezia, ne abbiamo parlato tra l'altro in una delle puntate sulla contraffazione di Confindustria. Non si vendono più molte borse contraffatte a Venezia. Questo è un risultato davvero eclatante, importante, messo in piedi dalle forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura. Sì, sì, da Carlo Boffi. Sì, quindi si può vincere. Sì, il merito, ma questo in tantissimi campi. Ecco, no, e questo, diciamolo, tanti imprenditori piangevano per questo, no? Perché vendere delle borse fintamente firmate, appunto taroccate, davanti ai negozi che vendevano le borse vere, questo danneggiava, no? Assolutamente. Purtroppo anche questo fenomeno non è totalmente scomparso, si è però di gran lunga ridotto, perché la Prefettura coordina l'attività delle forze di polizia, ma nello specifico sono soprattutto gli operatori della Guardia di Finanza a operare nel settore. Hanno operato un numero di sequestri ingentissimo. Anch'io inizialmente quasi non riuscivo a credere, più di 6 milioni di pezzi sono stati sequestrati, perché non si fa soltanto l'opera al dettaglio, cioè il contrasto al dettaglio, ma si cerca di intervenire anche nelle zone di stoccaggio e di smistamento di questi beni contraffatti. E poi in più anche qui secondo me c'è una consapevolezza da parte di tutta la cittadinanza, tutta la collettività, soprattutto italiana, sull'errore e l'orrore di comprare dei materiali contraffatti, perché tutto questo comporta, anche spesso sono materiali pericolosi, con dei collanti che rilasciano delle sostanze che possono essere pericolose per la nostra salute. Ecco. Cioè, comunque anche in questo caso è stata più la persecuzione che la prevenzione ad agire, no? Diciamo più i sequestri che non la gente che ha capito. Sì, ma un pochino anche la gente, secondo me. C'è ora in Italia sempre più una voglia di legalità, una voglia di rispetto delle regole e una consapevolezza che si vive meglio. Ecco, se si rispettano le regole si vive meglio, tutto qui. Allora, parliamo del rating di legalità di cui non abbiamo parlato. Io volevo proprio parlare di quello. È il convitato di pietra di questa trasmissione. Il rating di legalità, che è una cosa che nasce che è la proposta, che è una proposta, e noi come Confindustria di Venezia abbiamo molto collaborato negli anni passati con la Regione, tant'è che la Regione ha inserito nel suo progetto con la Comunità Europea, ha inserito che chi è in rating di legalità viene agevolato nel caso in cui faccia richieste di finanziamenti alla Comunità Europea, ci siano richieste ai soldi a fondo perduto. Il rating cos'è? Noi lo vogliamo, lo vorremmo, che il rating fosse una premiabilità, nel senso che oggi ci sono 5.500 aziende solamente in Italia, cioè è un marchio che ti dà la soddisfazione di dire io ogni 2 anni la mia azienda viene controllata dall'antitrust, ed è una buona cosa, perché facciamo parte di quelle aziende che si mettono a disposizione. È un punto in più quando uno va a fare una gara d'appalto. Se vogliamo sconfiggere questo malaffare, è visto che le aziende che sono nei reti sono controllate e visionate con la calma 2 anni prima, 1 anno prima, ma perché non inseriamo negli appalti pubblici una premialità a chi fa questo percorso? È libera, come è libera il SOA, come è libero l'albo, che ne so io, come è libero Famiglia e Lavoro, che in Germania danno un premio a chi fa la famiglia e lavoro, il che vuol dire che rispetta all'interno dell'azienda anche il rapporto con i dipendenti. E in Italia tutti vogliamo sconfiggere questo benedetto lavoro nero, questa infamia del malaffare, però perché non va inserito sugli appalti? Pubblici. Ma questa è la domanda. Perché? Perché? I politici cosa hanno detto? Perché immagino che ne abbiate parlato con qualche... Secondo te gliel'ha chiesto? Abbiamo scritto emendamenti su emendamenti assieme a alcuni parlamentari volenterosi e senatori della Regione Veneto. Nessuno. Ma il governo si gira dall'altra parte.
come approfittando della legalità. Possiamo accennare agli attuali, non so, Salvini, Di Maio. Ai nuovi glielo diremo subito. Lei guardi, vorrei confessare che io ieri sera ho chiamato qualcuno vicino a Salvini perché volevo dirgli proprio questo. Ma ci sentiamo fra qualche giorno. Ci sentiamo fra qualche giorno, Vincenzo Marinese. Ci sono delle zone che soffrono nel veneziano e che avrebbero bisogno di questo rating di legalità? Sì, allora io innanzitutto volevo mandare un messaggio a Salvini e a Di Maio. Ecco, parliamo un po' di politica. Nella vostra anzi, di partitica, perché noi abbiamo parlato di nella vostra nuova avventura vi capiterà Paolo Cavalletto, perciò fate attenzione che vi aspetta un duro lavoro, altro che finanziaria. Beh, anche perché insomma i leghisti a Mestre hanno avuto parecchi voti, hanno fatto anche molti deputati, tra l'altro li ho conosciuti, è venuto anche la recentemente Lega, i leghisti, la Lega. Quindi insomma abbiamo degli interlocutori, no? con cui parlare. Naturalmente anche il Movimento 5 Stelle, però ha una struttura un po' diversa, no? Cioè i leghisti si muovono così autonomamente, vengono tranquilli, invece il Movimento 5 Stelle è già un po' più difficile riuscire a parlare con loro. Bisogna fare un progetto quando arriviamo alla soluzione, perché passano gli anni, andiamo in pensione, vanno in pensione i nostri figli, bisogna capire il bene delle imprese, il bene di chi vuole sicurezza e guardare avanti e non guardarsi indietro. Fammi il rating di legalità invece, perché adesso ho fatto una battuta. Ecco, allora, il rating di legalità oggi ha una controindicazione, è troppo complicato, ma ciò non vuol dire che non debba essere fatto. Il rating di legalità essenzialmente parte da un presupposto che io trovo anche corretto e che ogni azienda analizza al proprio interno i propri fornitori e dà una sequenza logica dal punto di vista giuridico di quelli che sono i processi all'interno dell'azienda, ivi incluso ovviamente la 231. Per chi non sapesse, la 231 è un sistema di gestione che prevede un organo di vigilanza che controlla che le attribuzioni di responsabilità e le procedure che vengono adottate all'interno della propria azienda siano, un organo di vigilanza terzo, siano corrispondenti a quanto effettivamente l'impresa si è data come regola in riferimento a una legge. Sono bravo, Carlo? Ho imparato sulla mia pelle. Però, un minimo di formazione c'è. Se noi riuscissimo a rendere il rating di legalità un po' più semplice dal punto di vista della burocrazia, in termini di gestione, secondo me faremmo una cosa positiva, perché dobbiamo renderlo, è vero quello che dice quello che dice Paolo, che oggi è poco utilizzato, è soltanto 500, quante aziende hai detto? 5.599 nel panorama italiano sono effettivamente poche. È altrettanto vero che è nato già uno stimolo al sistema bancario, sembra strano parlarne bene, però quando vengono fatte le cose positive bisogna dirlo, che su chi adotta il rating di legalità ha un notch positivo dal punto di vista del rating, che si traduce nel pagare meno i oneri finanziari e nel vedere aumentato il proprio merito creditizio. Però deve diventare uno strumento quotidiano di lavoro, attraverso una semplicità, un accordo con la prefettura e attraverso la modifica della legge, perché poi alla fine non è che uno si può inventare le cose come pensa di poterlo fare. Quando Carlo è diventato prefetto, all'epoca, mi sembra un secolo, gli dissi proprio: prefetto, benvenuto a Venezia, mi piacerebbe con lei parlare di rating di legalità. Eravamo a un pranzo insieme con il ministro Galletti, pensa che memoria ho, e da lì ne iniziamo a parlare, però gli aspetti sono molto più complicati e perciò una proposta da fare nell'ottica della semplificazione è proprio concentrarsi nel rendere questo approccio un approccio controllato e automatico. Io aggiungerei velocemente, sarebbe utile proprio per educare anche le piccole imprese di ridurre a 1 milione di fatturato all'anno, perché è da lì che crescono poi le aziende, si gli dà spazio di qualificarsi e entrare, perché i 2 milioni sembra poco, ma per molte aziende venete è già un successo. Per cui portare il rating di legalità a 1 milione darebbe la possibilità a molte aziende di affiancarsi a ditte più specializzate e lavorare, essendo rating, scambiare, io faccio l'idraulico, lui fa l'elettricista, possiamo combinare assieme. Per cui aiutare le piccole a crescere dando questo valore aggiunto che molti
vorrebbero arrivarci. Cioè, quello che sfugge è perché c'è questa resistenza a livello politico, no? Questo è tutto un fronte nuovo che bisognerà aprire, no? Ma non è una resistenza, noi adesso manca poco, 30 secondi, perciò lanciamo. Allora, non è una resistenza, è un problema, è un aspetto che riguarda la capacità di dialogare e di ascoltarsi, cioè le persone da una parte si devono ascoltare per poi comprendere le ragioni e dialogare. Ecco, manca quella frazione di ascolto e perciò noi dovremmo come imprenditori ascoltare e dialogare un po' di più e viceversa la parte civile. Dico ai nostri telespettatori, oggi voi avete visto una trasmissione in cui l'impresa non vuole solo guadagnare, ma vuole bene al proprio territorio. Di Maio e Salvini sono persone con cui si può dialogare? Domanda. Assolutamente sì. Benissimo, grazie a tutti voi per averci seguito, naturalmente grazie a Paolo Cavalletto, grazie a Vincenzo Marinese, grazie a Carlo Boffi, Anciloccio ci ho dovuto lasciare prima, comunque è stato preziosissimo anche lui. Grazie davvero per averci seguito, noi abbiamo cercato di fare questa trasmissione col cuore, parlando di legalità.